Da oltre 12 ore i vigili del fuoco stanno operando all'interno di questo cantiere nautico dopo il violento incendio che ha distrutto quest'ala all'interno, come detto, di questo cantiere nautico. I danni sono ingenti, superano il centinaio di migliaia di euro. In corso chiaramente l'operazione di bonifica e messa in sicurezza. Sul posto anche personale di ARPA e FVG per i rilievi ambientali. Il fiume Ausa scorre a pochi metri dal punto in cui si è sviluppato l'incendio. Da quanto è stato riferito, per fortuna, molto contenuti. Incredulità da parte dei diportisti che hanno visto il groviglio di cenere e lamiere contorte di quel che resta delle loro imbarcazioni e i vicini di casa che hanno udito prima un forte boato e poi le lingue di fuoco alzarsi in cielo che hanno illuminato a giorno Borgo Fornasir. Forte boato, sì, verso le 3, 3 e mezza, non so, non ho visto. Sì, insomma, si è sentito bene. Dopo alle 6 e mezza ho tirato sulla tapparella, ho visto un fumo nero, ma tanto, tanto. Io mi chiamo Stradiotto Renzo, perché ce l'ho in comproprietà con quel signore lì che si chiama Pasquale Guido, maronese. Praticamente l'abbiamo messo qui quest'autunno. Solo che queste cose qui non sono da prevedere, insomma. Proprietario di un gommone da 15 metri e il primo anno che l'ho portato qua quest'anno per invernare e la brutta notizia che mi è arrivata adesso che non è più niente. Stabilimento, dopodiché non ero lì, sono venuto da loro qua. Pensava fosse il suo all'inizio. Ci hanno detto che era il nostro. Poi lei ha chiamato il titolare. No, ho dato solo il riferimento del telefono del titolare, i carabinieri che si andassero loro. Danno gente. Sì, è parecchio, poverino. Senta, la scena è apocalittica, possiamo dire. Purtroppo, guardate insomma cosa è successo. Verso le 4 ho sentito un botto un po' troppo forte per essere. E sono uscito, sono andato lì e là ho visto pieno di fiamme grandi, alte, una colonna di fumo che fortunatamente invece di venire da questa parte è andata da là, quindi non ci ha invaso. Sul momento sono rientrato, ho preso il telefono, ho chiamato il 112, mi hanno passato i vigili e mi hanno detto che erano già stati allertati.